Nessun commento ufficiale da Equitalia dopo l'arrivo di una busta con polvere sospetta, ma non tarda ad arrivare la voce di Federcontribuenti, associazione dei consumatori, contro quello che considera un ente inutile. Ha molto il senso comunque di un'arma di distrazione di massa. Noi come Federcontribuenti è da anni che ci occupiamo di questa materia, stiamo facendo delle battaglie serie e democratiche in Parlamento, dove abbiamo presentato anche un decreto legge per lo scioglimento di Equitalia. La polizia indaga a tutto campo, ma da Federcontribuenti un sospetto dopo la serie di attentati in varie città d'Italia contro l'agenzia. Anche tutti gli altri attentati che abbiamo visto in giro per l'Italia, dove Equitalia è molto ben fornita di sistemi di vigilanza, video, eccetera, eccetera, che non siano mai riusciti a scorgere nessuno, fa anche un po' sorridere. Pronti a scendere di nuovo in campo contro Equitalia i soci di Federcontribuenti. Siamo pronti a scendere in piazza sia l'11 marzo a Roma, dove avremo un'altra assemblea nazionale e ripresenteremo la raccolta firme per lo scioglimento di Equitalia, e in più il 10 marzo, cioè il giorno prima, il sabato 10 marzo, lo presenteremo a Padova in piazza delle Erbe. Intanto non arretra di un passo il giudizio. Equitalia va sciolta e al più presto. Un ente inutile, fatto appositamente per ricaricare il contribuente già in difficoltà e ricaricare costi che non sono comunque sostenibili.